Allora mister, siamo reduci da una partita vittoriosa che consegna anche la vittoria come secondi in campionato al Morsano e quindi la promozione. Le sue impressioni a caldo? È una partita che si era messa anche un pochino difficile, squadre un po' contratte, però noi siamo usciti con la voglia, con la qualità, con squadra che voleva fare il risultato e obiettivamente la partita di oggi è stata la sintesi di un gran campionato. Ecco, molte emozioni, proprio oggi si sono racchiuse proprio in una partita bene, insomma, molto bene. Ecco, il campionato era iniziato magari un po' sottotono, dopo 5 partite avevate solo 2 punti, se lo sarebbe mai immaginato di arrivare alla promozione a fine del torneo? Ma guarda, la squadra dopo 5 giornate avevamo 2 punti, non eravamo tranquilli ovviamente perché la classifica era brutta, eravamo penultimi, però fisicamente c'eravamo, c'è stato un po' di problema col cambio modulo, gente nuova che doveva assimilare ruoli, persone nuove, però posso dire anche lì ho messo un pochettino di mano io, nelle restanti 17 partite abbiamo raccolto nessuna sconfitta, mi sembra che siano 13 vittorie e 4 pareggi, mi sembra di ricordarmi adesso a mente. Ecco. Insomma una linea di risultati di tutto rispetto e se volessimo pensare a chi possiamo dare il merito di questa straordinaria performance, soprattutto nella parte del ritorno del campionato, chi le viene in mente? Chi dobbiamo veramente ringraziare per questa promozione, oltre a lei naturalmente? Beh, io ho una parte marginale a tutto il discorso, diciamo, però mi sento di ringraziare tutti i ragazzi, avevamo 26 persone in lista. C'è chi si è ritagliato poco spazio, c'è chi si è ritagliato tanto spazio, ma mi sento di dire che tutti si meritano un bel lotto in pagella, obiettivamente compreso Presidente, compreso Guardaline, compreso anche gli addetti ai lavori e tutto lo staff che ci hanno sempre dato una mano e sono stati i primi veri tifosi già a venire qua durante l'allenamento, a vedere in quanti eravamo a fare allenamento, anche le amichevoli, ci hanno sempre seguito. Un applauso a tutta l'equipe e mi sento di dire anche ai tifosi che nelle ultime partite ci hanno seguito tantissimi, ma anche prima ci hanno seguito anche quando le cose non andavano bene. Ottimo, va bene, allora questa è la fine del campionato 2013-2014, ci aspetta un campionato in prima categoria, un ultimo pensiero guardando al futuro. Cosa c'è in serbo quest'estate e per il prossimo anno? Qualche anticipazione? Ma la mia voglia è sempre, la mia intenzione è sempre la voglia di crescere. Io non mi accontento, non mi sono mai accontentato. L'ho sempre parlato anche col Presidente, io questa società, questa squadra la voglio nell'elite del campionato Friuli Collinare. Io quando vedrò il Morsan in eccellenza vuol dire che abbiamo raggiunto una cosa che ci siamo meritati, un duro lavoro iniziato da una ricostruzione dopo tante vicissitudini che tutti sanno e un giusto premio al Presidente Paolo Zen che vive questa cosa qua come un figlio, insomma, la segue proprio come un figlio. E noi siamo tutti con lei, col Presidente e con la squadra, complimenti ancora. Gianluca Burlon al suo esordio come allenatore, già in promozione, e complimenti ancora e buona fortuna, in bocca al lupo per il proseguo di questa avventura con il Morsan. Grazie Gianluca. Sempre. Ale. Grandissimo. Grazie. Non ci interessa a noi, mi interessa a me. Va bene.